Amici cari, amici del Gennaro Massa della Pizza, buona giornata a tutti, un brindisi alla vostra e alla mia salute. E noi prepariamo un po' di impasto, come fa due pizze stasera in da padella, due pizze fritte, è chiaro, come si facevano una volta, un po' di pomodoro o con bicchiere, come meglio uno preferisce, è chiaro, e naturalmente utilizzo la farina saputo, per forza, perché quella è l'unica farina, oltre importante sul territorio, ma è l'unica che dà grandissime garanzie. Allora, noi ne faccio poco perché praticamente non posso, scusatemi un attimo, ecco qua, allora, proprio come si faceva una volta, come faceva mia mamma quando faceva il pizzello a casa, ecco fatto, un impasto che poi stasera, ci metterà a lievitare logicamente, e stasera voglio fare sti pizzello da padella, se ho fame, e poi devo dare il tempo di, giustamente, di lievitare, altrimenti poi ti resta un po' il stomaco, quindi fino a stasera che mangio non ci stanno problemi, ecco qua, un po' d'acqua, eccoci qua. Io ricordo i contadini quando stavano a Chiaiano che facevano il pane ogni settimana oppure ogni 15 giorni, ma perché all'epoca la farina doveva essere setacciata, non era come oggi ci stanno i sacchi di farina e ci sono tante e tante qualità di farina. All'epoca ce ne stava una sola, veniva setacciata e il pane, come ho detto, durava una settimana o addirittura 15 giorni. Era sempre bello fresco, sempre bello. E io mi guardavo questi contadini, quattro contadini a destra, quattro a sinistra, sulla macchia, impastavano questi chili di farina tutta a mano per fare il pane. Era bello, mi affascinava sta cosa, per cui a un certo punto io aspettavo fin quando non infornavano poi i pallatelli, il famoso pallatello, i fascini che cucevano bello rinda il forno rurale, ma che era uno spettacolo, veramente era uno spettacolo. Alla fine, come ho detto nella biografia di Gennaro Massaravitz, rimaneva un po' di impasto e loro che facevano? Lo facevano a pezzella, Lo facevano a pezzella e io da quel momento ho avuto, come dire, sempre la passione per la pizza. La pizza mi ha sempre entusiasmato, mi è sempre piaciuta e l'ho amata da sempre. Quando poi scendevo a Napoli, le elementari le ho fatte e terminate a Chiaiano, però praticamente poi le medie le dovevo fare a Napoli. E mio padre mi iscrisse al Casanova, a Piazza Cavour, e io e mio fratello scendevamo da Chiaiano a Napoli per via alla scuola al Casanova. E quando uscivo dalla scuola andavo da Iello al museo e mi facevo la pizzella a portafoglio. E poi figuratevi che la cosa più bella, quando poi mio padre decise di ritornare a Napoli e di prendere un appartamento in via Vergini dove vivo
da oltre 60 anni, e quindi tenevo fuoria, Capasso e Lombardo. Poi che ci può per la casa amici, concertini interessanti. Concertini interessanti alla nonna di Ciro Oliva, che io ho avuto il piacere di conoscere e di ammirare, veramente di ammirare sotto ogni profilo, che era una grande donna e una grande professionista. E quindi a un certo punto io stavo proprio al centro dei pizzaioli. Quando poi mio padre a qualche sera desiderava di mangiare la pizza, la prima cosa che mi diceva, Gino, va a fare 2 pizze ai restanti, ad un concertino. E io correvo da concertino perché poi mi piaceva quell'ambiente, mi piaceva come facevano le pizze, andavo lì e ordinavo le pizze quando mi portava a casa, ma che era una festa, veramente una grande festa. Ecco qua, questo è quasi finito, eccolo qua, ecco qua, lasciamo il capo di bocca, per trovare una coppa, come si faceva una volta. Io sono per le tradizioni che non muoiono mai, non c'è sta niente da fare, hanno voglia di dire quello che vanno loro. Ecco fatto, ecco qua, ecco fatto, è molto buono, ecco qua, poi vediamoci, non vanno ci mettiamo la coppa, ecco fatto, ecco, e aspettiamo la lievitazione, va bene? Amici cari, ci vediamo più tardi, voglio bene, un brindisi alla vostra e alla mia salute. Ecco qua, amici cari, amici del giornale, come sta la pizza, come si facevano una volta le pizzette in casa, le pizzette fritte, Oggi stanno i bambini, oggi gli adulti non c'erano problemi, si faceva la pizzetta, e poi che salsa la coppa e si va innanzi, Ecco qua, aspettate un momento, lasciate mai. Proprio una cosa senza pretese, semplice. Ecco, state zitte tu.
Eh, chi lo ricorda sa, veramente se faceva una cosa, non sto inventando niente. Facevo queste pizzette piccoline. Poche dritte, poche storte. Amici cari, allora vi faccio vedere come si facevano le pizzette una volta in casa e pezzello fritto. Pezzello senza partire, senza fronzoli, dopo che salsa la coppa si gustavano e si un acqua. Ecco fatto. Se adesso poi andiamo perché sto aspettando a un amico che ha già fornito perché sennò qua se non mi fornisce non lo tolgo. Ecco. E così le facevano ma quante volte me l'ha fatto mia nonna, mia mamma quando era a sera.